Guarda. Vidori, allora, come la vedete voi, insomma, in un Veneto... Ma io arrivo alla fine di questa tornata con doppi passaggi molto autorevoli e devo dire che ho ascoltato lungamente con anche una certa soddisfazione, perché è evidente che tutti quanti, quelli che mi hanno preceduto e che rappresentano anche molti veneti, diciamo il popolo che mi interessa, di cui mi interesso nella mia attività politica, tutti i presenti colgono che c'è un qualcosa che non va, viene espresso in varie maniere, viene espresso come norme sbagliate da cambiare, giudici che interpretano forse male le norme che devono essere puniti, persone che si sentono libere di delinquere e quindi andranno a ripetere i loro delitti, si sente parlare di terra di predoni e quant'altro. Mi sembra evidente, e a questo punto direi che è evidente a tutti i presenti perlomeno, che è semplicemente saltato il patto sociale che lega i cittadini allo Stato. Lo Stato, l'Italia nello specifico, non funziona. È uno Stato che, al di là di chiedere, ovviamente noi ne facciamo un cavallo di battaglia, ma al di là di chiedere una quantità di tasse invereconda, per non dire ignobile e anche forse in qualche maniera criminale, è uno Stato che non garantisce la sicurezza dei propri cittadini, e parliamo solo di sicurezza, perché se poi volessimo parlare di altre aree del welfare che funziona, dello Stato sociale che funziona, parlo di sanità, parlo di assistenza sociale, parlo di infrastrutture, parlo di tutto quello che trasforma uno Stato fatiscente e fantozzo come l'Italia, lo potrebbe trasformare in uno Stato efficiente. Ecco, solo parlando di giustizia e di sicurezza, torno a dire, che Stato è uno Stato che fa ipotizzare ai suoi cittadini di doversi difendere da soli? Io pago le tasse, vado a votare, mi impegno anche nel sociale, faccio un'attività peraltro professionale che si svolge nel sociale, nella convinzione di contribuire a costruire una nazione, costruire una società che sia efficace, efficiente. Questo non avviene. Lo Stato italiano è talmente corrotto, non solo dal punto di vista delle tangenti, ma proprio nella sua struttura, che pone per esempio i giudici, ne sono un emblema, li pone in una situazione per la quale da un lato hanno una norma che magari li porterebbe a dover carcerare una persona, dall'altro hanno le carceri che sono strapiene, e ricordo semplicemente che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte dei diritti dell'uomo, internazionale dei diritti dell'uomo, per la situazione allucinante in cui vivono i propri carcerati. Ora, io lungi da me di difendere dei criminali, ma intendo dire, l'Italia non ha neanche, si parla di carcerare le persone, l'Italia non ha neanche le strutture per carcerarle, non solo ha dei giudici che non sono in grado di interpretare, probabilmente, dico, non mi permetto di andare troppo in là, ma che forse non sono in grado di interpretare correttamente le norme, non solo ha una valanga di norme che sono complicate, di difficile interpretazione e quant'altro, non solo è piena di criminali, non ha neanche le strutture per carcerare. Dove ricarceriamo queste persone? Se dovessero anche essere, se questo giudice avesse deciso di mandare in carcere la persona, dove la mettiamo? A casa di chi? Di Hermes Mattielli, che adesso è libera? Anzi, probabilmente apparterrà fra poco al signor Dennis, o come si chiama, non mi ricordo, al signor Chris Caris, o suo padre, 2 generazioni di ladri. Allora, questo Stato è fallito. La risposta a tutti i quesiti che sono stati posti in questa sede è che l'Italia non funziona. L'indipendenza veneta non è una utopia, una balla, un sogno per pochi strani personaggi che si aggirano per la pianura padana, e io invece discendo dalle montagne, dalle Dolomiti. Indipendenza Veneta è un progetto serio, è un progetto che si basa su leggi internazionali che vanno a dare una risposta a questa situazione. Un popolo come quello veneto può funzionare autonomamente, non ha bisogno di pagare 20 mila milioni di euro all'anno per essere sfruttato ed essere anche violato e violentato da una nazione come l'Italia. Allora, l'Almanacco Veneto 2016 soffia forte il vento dell'autodeterminazione
dei popoli, è molto interessante, molti aneddoti, molti particolari anche sulla storia, sui costumi dei veneti, con testi di Ernesto Giorgi.